Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 13 marzo. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: il Veneto da lunedì va in rosso, chiuse le scuole e molti negozi. Lockdown quasi totale fino a Pasquetta per ridurre i contagi. Il presidente del Veneto Zaia chiede subito aiuti, la gente è stremata, sottolinea. E in prima pagina del Corriere delle Alpi, anziché la solita fotonotizia, viene presentata una infografica che riassume le misure principali connesse con la zona rossa, che riguarda, insieme al Veneto, dal lunedì 15 marzo anche Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, la provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Vediamo velocemente queste indicazioni della infografica. Istruzione. Le differenze riguardano anzitutto la scuola. Nelle regioni rosse tutti gli istituti di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle università, devono chiudere e ci sarà quindi, dove possibile, la didattica a distanza. Per le visite agli amici e ai parenti sono proibite per tutti. In zona rossa non vale più la deroga di Natale. Un solo spostamento, una sola volta al giorno, massimo 2 persone, tranne che nei giorni di Pasqua, quando invece varrà questa deroga. Servizi alla persona, parrucchieri e barbieri dovranno chiudere, così come i centri estetici, e non saranno più salvati come avvenuto in passato. Autocertificazione. Per muoversi da casa con fondati motivi è obbligatoria la autocertificazione, preferibilmente da stampare e compilare. Ancora, l'asporto in zona rossa non si può consumare all'interno o nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali. Restano valide le regole attuali per l'asporto e la consegna a domicilio. Anche nei giorni 3, 4 e 5 aprile, comprese quindi Pasqua e Pasquetta, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. In ambito regionale è consentito lo spostamento verso un'abitazione una volta al giorno a 2 persone con minori di 14 anni. Questo è il riassunto delle principali norme previste per le zone rosse e per i giorni di Pasqua. E poi, andando all'interno del giornale, l'Italia richiude tutte le regioni rosse o arancioni, via libera al decreto, il governo cancella la zona gialla, l'Istituto Superiore di Sanità, l'epidemia accelera, sale l'incidenza tra i bambini. Draghi: ne usciremo coi vaccini e un contratto per la produzione. Questa è una delle dichiarazioni del Premier durante la visita al lab di Fiumicino. Abbiamo un accordo con un'azienda titolare di brevetto. I 32 miliardi del decreto sostegni non basteranno. In arrivo un nuovo scostamento di bilancio. A chi gli ha chiesto del vaccino ha risposto: non lo so, sto aspettando il mio turno. Invito tutti a farlo. Continueremo a sviluppare la capacità produttiva di vaccini in Italia, ha detto ancora il Premier. L'Unione ha accordi chiari con le case farmaceutiche. La spesa aggiuntiva servirà a pagare la nuova cassa integrazione, gli aiuti ai nuovi poveri, ormai maggioranza nelle file della Caritas. Il Veneto in rosso da lunedì a Pasqua. Zaia: la gente è stremata, subito aiuti. Le richieste al governo: congedi e bonus babysitter ai genitori e ai lavoratori, sostegno alle imprese, voce scientifica unica. Andiamo ancora avanti, in questo caso con una pagina che parla della emergenza sanitaria in provincia di Belluno. In DAD sin dall'asilo, le scuole ci provano, prevista eccezione per piccoli gruppi. La delusione degli istituti comprensivi, proprio ora che siamo tutti vaccinati. Chiuso anche il nido dell'ospedale. La protesta delle partite IVA. I DPCM ci stanno uccidendo. E AstraZeneca, 7 reazioni avverse non gravi nel lotto incriminato di vaccini.
Il capo della prevenzione: lo stop è cautelare, in caso di sintomi nelle 72 ore avvertire il medico. E c'è anche un altro titolo su questo tema: AstraZeneca, l'EMA, l'Istituto Europeo deputato al controllo, basta allarmismi, il taglio delle forniture spaventa l'Europa. Vaccini dai medici di base e a domicilio. Intesa raggiunta, si parte la prossima settimana con la fascia d'età 70-79 anni. I professionisti chiedono spazi idonei. Ma nella parte alta della provincia l'idea è quella di utilizzare gli ambulatori. Da parte dell'ULSS 1 Dolomiti, 1655 dosi del lotto di AstraZeneca che è stato vietato, ma nessuna reazione avversa. Andiamo ancora avanti per arrivare alle pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Palestra cittadina e uffici comunali nella ex caserma dei Vigili del Fuoco a Belluno. Il comune punta a trasferire a Mussoi i servizi manutentivi, uno spazio sarà assegnato alla protezione civile. L'assessore Bogo: quest'anno il progetto per lo spazio sportivo, poi caccia alle risorse. Il parco sposa Life Wolf Alps EU. Convivere con il lupo si può. Il presidente Ennio Vigne, convinto dell'importanza del progetto portato avanti in Europa. Stiamo studiando il modello Abruzzo, dove il predatore coesiste con tanti turisti. Le reti elettrificate funzionano. Nel 2020 sono state predate solo 5 pecore, prontamente risarcite ai proprietari. Turismo, occasione Olimpiadi, aiutare le imprese bellunesi. Confartigianato ha siglato una partnership strategica col comitato organizzatore dei giochi. La pandemia ha fatto chiudere 33 aziende del settore. Ora invertiamo la rotta. Questo l'auspicio proposto da Confartigianato Belluno. Riandiamo ancora avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi, dove troviamo un ricordo di Don Giovanni Unterberger, il rettore del seminario, Monsignor Lise. Don Giovanni era sempre disponibile con chi aveva bisogno. Era uomo di Dio e uomo degli uomini, la sua vita era Vangelo. Eccidi in Piazza dei Martiri al Bosco delle Castagne, cerimonie senza gente nelle giornate di domani al Bosco delle Castagne e di mercoledì 17 marzo in Piazza dei Martiri, ricordando appunto gli eccidi del 1945. 3 milioni di euro per il liceo Tiziano di Belluno. Il consigliere provinciale delegato Bogana: subito gli interventi. Il ministro D'Incà annuncia l'arrivo di 4 milioni e 4 per gli istituti superiori, la provincia via all'antisismica e altri interventi di adeguamento. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Doppia rapina nella zona pedonale, minacciate alle titolari, bottino di 255 euro. I colpi messi a segno alla tabaccheria della Ito e alla casa del Principe di Burro, distanti poco più di 100 metri. I due malviventi non hanno esitato ad affrontare le loro vittime di turno. Tenta un furto ma gli va male, ladro bloccato dai carabinieri in quel di Foen di Feltre. Successo a Feltre per il bonus bici, già approvate 300 domande. Lo stanziamento è stato aumentato in corsa vista la mole delle richieste. L'assessore Bonan: abbiamo offerto un'opportunità che è stata apprezzata. Ricarica l'auto ibrida alle prese elettriche del mercato. La Lega punta il dito. Capuano e Vettoretto hanno fotografato il veicolo martedì. Non ci pare in regola? È a disposizione di tutti i feltrini?
Edilizia cimiteriale, via all'ampliamento con nuovi colombari a Sant'Antonio Tortal, in comune di Borgo Valbelluna. Saranno concluse entro l'estate le opere a Marcador, previsti 124 nuovi loculi con ossarie e 126 nicchie cinerarie. ACC, ancora silenzio da Roma, lunedì al via le nuove azioni. I sindacati e i lavoratori guardano con grande preoccupazione al silenzio che arriva dal governo, ma noi non molliamo, sottolineano. E ancora da Borgo Valbelluna, pista di atletica addirittura tracciate le corsie di gara. Verso la conclusione il cantiere Amel per la struttura sportiva. Per gli appassionati locali è un sogno che si avvera. Doppio senso prima di Pasqua alla Galleria di San Giovanni, sulla strada per Zoldo. Procedono spediti i lavori sulla frana, più lunghi i tempi delle opere a mezzo canale. L'Alemagna resta chiusa di notte sul Fadalto, smottamenti senza vigilanza. Brucia la casa, svegliati da un passante. Si tratta della cronaca dell'incendio che ha interessato uno stabile ad Alleghe. Notte drammatica per il consigliere comunale Guerrino Tobia Bellenzier e la sua figlia. Ignote le cause dell'incendio in soffitta. Cortina d'Ampezzo, eventi sportivi, ora il comune si struttura verso una fondazione anche per la Coppa, un pool di legali incaricato di individuare un soggetto giuridico in grado di rapportarsi in primis con chi organizzerà i giochi. Il sindaco Ghedina: ci serve una cornice all'interno della quale proteggere la serenità. Auronzo: niente mondiali 2025, i big del Dragon Boat in Bulgaria. Delusione del comitato organizzatore, sicuro di aver presentato un ottimo dossier. Ma come detto, la assegnazione dei giochi è andata a una città bulgara. Secondo l'organizzatore Bedin, la candidatura di Auronzo di Cadore ha pagato il fatto che la località della Val d'Ansei ha già ospitato l'evento nel 2012 e nel 2017. Per lo sport, la Pierramenta consacra Alba de Silvestro, titolo mondiale nella gara più dura di tutte. Stiamo parlando di sci alpinismo sulle lunghe distanze. In coppia con la Murada, la Comeliana ha fatto valere da subito la sua forza. Seconde le Alfi Azzurre, Veronese e Martini. In Francia è dominio delle squadre italiane, oro anche tra i maschi con Boscacci e Magnini. Ma dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. Il titolo principale in questo caso: i commercianti è il colpo finale. La nuova zona rossa scatena la rabbia dei negozianti. L'Ascom: molti sono ormai al limite della sopportazione. Cinquetti, il direttore della prevenzione dell'ULS 1 Dolomiti: la curva sale, ma in modo graduale. Mancano infermieri alla RSA Gaggialante di Belluno, stop a nuovi ospiti. Questo un po' il riassunto di questo tema proposto dal Gazzettino di Belluno in prima pagina, e nelle pagine 2 e 3 un approfondimento con l'intervista a Sandro Cinquetti, il direttore del servizio di prevenzione dell'ULS. 100 positivi al giorno, una crescita costante. Il distretto di Feltre è da zona arancione, 164 casi alla settimana su 100.000 abitanti. Tra Belluno, Agordino, Cortina e Cadore invece l'incidenza è di 281 da area rossa. Secondo Cinquetti, sui dati bellunesi pesa la montagna, è il prodotto di 3-4 settimane di bel tempo. Non mi aspetto comunque grandi impatti, la curva sale, ma in modo graduale. Queste le sue considerazioni. Nuove chiusure e rabbia. Questa zona rossa sarà il colpo finale per molti. Da lunedì giù le serrande della maggior parte dei negozi. L'Ascom: c'è chi è ormai al limite della sopportazione.
Ieri sulla rotonda in statale Assedico la protesta delle partite IVA con cartelloni mostrati ai passanti. E su queste pagine viene proposto anche un ricordo di Don Giovanni Unterberger, morto a seguito del Covid. Il funerale lunedì in cattedrale e poi la sepoltura a Tai di Cadore. In ospedale anche un altro sacerdote del seminario. Cambiamo argomento. Troppi ratti, cestini rivestiti con l'acciaio. Il comune ha investito 5.000 euro per l'acquisto di un kit da inserire nei contenitori e impedire l'ingresso dei roditori. La richiesta era arrivata dalla Bellunum per proteggere gli operatori addetti agli svuotamenti da eventuali morsi. Opere pubbliche, slitta l'auditorium a Belluno, servono 600.000 euro. Il comune punta sulle alienazioni. Lupo, una squadra speciale al fianco degli allevatori. Il parco spiega il progetto per poter realizzare la convivenza tra turisti e lupo e anche naturalmente tra allevatori e operatori e il lupo. Partecipate a gonfie vele, poche in rosso. Si tratta della situazione delle società partecipate di Belluno, in cui provincia e comune detengono quote. Hanno chiuso quasi tutte in attivo, secondo la Corte dei Conti. In perdita Dolomiti Bus, Sportivamente Belluno, SIT e Veneto Strade. Guadagnano bene Bellunum, BIM e Dolomiti Ambiente. Le aziende bellunesi si discostano dalle altre in regione, sono le più sane con utili elevati. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. 2 rapine nel cuore della città. Stessa tecnica tra le 19 e le 19:30. I banditi entrano in negozio, si fanno consegnare i soldi di cassa e poi si dileguano nel buio. Bottino di 255 euro nel Merino, la tabaccheria della Ito e il negozio di oggettistica La Casa del Principe di Burro. Povertà e tensione sociale, andrà sempre peggio. Queste le preoccupazioni per l'andamento delle condizioni sociali vista anche l'attuale pandemia. Estate in vista, la Val Canzoi si fa bella. In corso una serie di interventi di sistemazione della strada e dei ponti danneggiati dalla furia di Vaia nell'autunno 2018. Comune intenzionato a presentarsi al via della stagione turistica con il suo gioiellino nelle condizioni migliori. Il primo lotto di opere da 1,2 milioni di euro riguarda la sistemazione idrogeologica del territorio. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Screen mammografico gratis, pagano le aziende. Appuntamento il 17 in piazza, 9 ottobre a Longarone con prevenzione e vita. Ex ACC negati anche i risarcimenti. Anche il Tribunale Civile assolve gli ex amministratori per il buco da 450 milioni e carica sull'azienda le spese legali. La mala gestio della fallita società senza alcun responsabile. Castro scrive al Ministero dello Sviluppo Economico. Sconvolgente, è necessario impugnare. Safilo perde un altro pezzo produttivo, vuol dire che non è un'azienda sana. Questa la considerazione che viene proposta dal Gazzettino di Belluno. Passa in auto, vede il rogo e salva tutti. Tragedia sfiorata in Corso Italia ad Alleghe. In piena notte le fiamme stavano uscendo dalla finestra dell'ultimo piano di una casa. La prontezza di spirito di una ragazza in macchina ha evitato il peggio, si è fermata e ha svegliato la famiglia. Nessun ferito, danni ai piani inferiori, i pompieri impegnati fino alle 8 di ieri mattina per mettere in sicurezza l'edificio. Spartan Race, tutto pronto per fine giugno, iscrizioni aperte. Si tratta di una caratteristica competizione con prove di forza e resistenza in programma ad Alleghe. Speriamo proprio si possa disputare. Colate al Rudan, al torrente Rudan, in comune di Vodo di Cadore, l'allarme c'è,
ma mancano i semafori. ANAS non ha ancora installato gli impianti per fermare il traffico in caso di allarme. Artigiani protagonisti alle Olimpiadi. Accordo tra Fondazione e Confartigianato per coinvolgere le imprese nell'offerta di beni e servizi a favore dell'evento. Dall'edilizia al food fino ai gadget, il settore alla riscossa. Scarzanella, la presidente di Confartigianato Belluno, un grande indotto da sfruttare per crescere. Persi i mondiali di Dragon Boat 2025 ad Auronzo, la spunta la piccola Vienna bulgara. Si tratta della città di Ruse, la quinta per popolazione della Bulgaria. E anche la pagina sportiva del Gazzettino di Belluno si apre con la notizia del successo di Alba De Silvestro, Comeliana, regina dello sci alpinismo. Secondo titolo mondiale in 10 giorni per lei. Ieri vincitrice della classica Pierra Menta con Giulia Murada. Si laurea campione anche il futuro marito Michele Boscacci. Contenta dei 2 ore in casa, ma quello delle donne vale di più, sottolinea Alba De Silvestro. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.